Buongiorno avventurosi, in questa magnifica, anzi questo magnifico primo weekend estivo ci troviamo sulle Dolomiti Friulane. Ho portato con me Marta. Ciao. Che ritorna anche lei oggi in montagna. Siamo sulle Dolomiti Friulane, come dicevo, in direzione del rifugio Giaff, dove avrò il piacere di salutare Tommaso, uno dei gestori che ho conosciuto lo scorso settembre, che è stato uno dei miei istruttori in un corso Natural Survival di Marco Priori, e poi ci appresteremo a fare tutto un giro ad anello in questo magnifico paesaggio. Quindi continuiamo la salita in direzione del rifugio, prima tappa. Meraviglioso! Dopo circa 40 minuti siamo arrivati al rifugio Giaff. Una pausa per berci una cosa fresca, salutare Tommaso e poi riprendere per l'anello Bianchi, ma ci ritorneremo dopo al rifugio perché ci fermeremo a pranzo qua, così magari se riusciamo strappiamo anche due parole a Tommaso. C'è questa parte di sentiero salendo proprio dal rifugio Giaff che ci offre sempre questa bella panoramica su queste rocce dolomitiche. Dunque siamo in un bellissimo punto panoramico dove laggiù, quello là dovrebbe essere Forni di Sopra, poi tutta questa bella visuale sulle Dolomiti Friulane che ancora non ho imparato i nomi delle cime. Questo è il sentiero che ci dovrebbe portare là su quella forcella e poi riscende giù e proprio lì c'è il rifugio Giaff, dove stavamo prima e dove torneremo per pranzare. Volendo, dalla forcella si continua dietro e fa tutto il giro, dovrebbe arrivare fino a lì poi, per poi riscendere sempre giù al rifugio Giaff. Quello è il giro completo dell'anello Bianchi e noi invece quest'oggi facciamo soltanto questo primo pezzo, anche per assecondare un po' Marta che qui per questo suo ritorno, per non sforzarla troppo, quindi ce la prendiamo con comodo, così ci godiamo anche il rifugio. Bene, abbiamo completato
questa prima parte dell'anello e siamo appena ritornati in rifugio, dove appunto adesso ci mangeremo qualcosa e berremo qualcosa. L'anello tra l'altro è abbastanza tranquillo, in tutto avremmo fatto 630 metri di dislivello dal parcheggio sotto, che tradotti poi in termini di tempo sono meno di un'ora per arrivare al rifugio, e dal rifugio fare l'anello, molto panoramico tra l'altro, e un'oretta e mezza dai, ma con tranquillità. E ora eccoci, Tommy, arriviamo. Devi fare il video. Non so se bevila tutta. E dopo una lunga sosta al rifugio con degli bei gnocchetti, cacio e pepe, polenta con cervo e qualche birra, ritorniamo verso la macchina, questa volta lungo la strada forestale che è più leggera. Avrei tanto voluto farvi conoscere Tommy, ma si è dovuto sganciare per accompagnare un gruppo di ragazzi su qualche vetta qui intorno, dato che lui è anche accompagnatore di media montagna, e quindi nulla, ne approfitto anche per salutarlo se mai dovesse vedere il video. E con Marta, anche lei satolla, torniamo verso la macchina mentre ci godiamo questi scorci lungo la discesa, tra il suono di qualche cascatella del ruscello che corre qua sotto. Bella giornata. La giornata termina qua, dopo questa piacevole, non troppo impegnativa escursione, e ritorniamo in quel di Trieste. E voglio fare una menzione particolare al Rifugio Giaff, che è davvero ospitale, carino, si mangia benissimo, è pieno di ragazzi davvero simpatici, e inoltre poi c'è Tommaso, insomma, che ormai ho stretto un certo legame con lui. E tra l'altro poi da lì partono numerosi sentieri molto interessanti. Il panorama è sensazionale, quindi merita sotto tutti i punti di vista. Quindi se avete in mente, se avete intenzione di venire qui nella zona delle Dolomiti Friulane, vi consiglio vivamente di passare per questo posto, e magari ecco, contattate il Rifugio Giaff, che vi saprà sicuramente dare numerose informazioni, oltre a quello di potervi anche offrire attività, perché poi, come dicevo, Tommaso è accompagnatore di media montagna e potreste anche far riferimento a lui per accompagnarvi su qualche meta. E detto questo, rifacciamo ritorno verso Trieste e vi salutiamo in attesa della prossima avventura. Ciao! Ciao!